che prendiamo gli accessi alla città, Viale Venezia, Via Veneto, no? Viale Treviso, Viale Trieste, Viale Udine e Viale Pordenone. Se noi prendiamo nella sua complessità il sistema, lei potrà dire non avete fatto niente. È vero. No, uno potrebbe dire, non lei, uno potrebbe dire, è vero. Cosa diversa è dire che l'amministrazione non abbia una strategia, un disegno sulla città. E vengo alla risposta specifica che serve da esempio per tutti. Il traffico è come l'acqua, sceglie sempre la strada più breve, almeno che non intervengano due fattori. Il problema del tempo, perché l'intensità del traffico è elevatissima, o che succeda qualche incidente per cui si blocca. Abbiamo dimenticato le code chilometriche a Sant'Agnese fino alla cantina sociale con i semafori, quando c'erano i semafori. Abbiamo studiato, abbiamo visto, abbiamo piano piano realizzato, sempre realizzato qualcosa, ma non risolvendo tutto il problema. Viale Pordenone, Viale Isonzo e Viale Trieste è l'arteria stradale di Portogruaro dove soprattutto d'estate è l'inferno. Chi vive su questi tre assi stradali, è l'inferno. Allora, vi siete accorti che attorno alla stazione ferroviaria sono stati realizzati 500 posti macchina in un raggio di 150 metri con un compasso dalla stazione ferroviaria? Vi ricordate qual era l'immagine di questa città per chi arrivava in treno e doveva recarsi nelle stazioni balneari dell'Alto Adriatico? Vabbè, signor Sindaco, sono dettagli che accolgo volentieri. Ma una città si sviluppa nel tempo attraverso una progettazione che poi fa dire ai cittadini che effettivamente, non per merito, perché qui non si tratta di appendersi le medaglie, ma di dare razionalità ad un sistema che si chiama servizio metropolitano regionale. Le ferrovie dello Stato, e cito solo questo, avrebbero già dovuto realizzare la nuova biglietteria nell'ex magazzino bagagli della stazione, perché lì dovrebbe venire l'unica biglietteria sia per i treni che per le corriere, perché c'è l'interscambio gomma-rotaia, perché uno che arriva da Francoforte con l'aereo e vuole andare a Bibione fa un unico biglietto, arriva a Venezia, il servizio metropolitano li prende, li porta a Portogruaro, fuori dalla stazione ferroviaria c'è il pullman che li porta a Bibione. Questo è il disegno e piano piano chi ci lavora lo sta andando avanti. Veniamo al dunque. Se uno esce dal casello autostradale su due arterie fondamentali come la A4 e la A28, che poi adesso arriva a Conegliano, entra in Viale Pordenone, una capezzagna, perché a un certo momento c'è sto imbuto, arriva e cosa ti incontra? La tangenziale. 33 anni come gli anni di Cristo che stiamo aspettando che si concluda questa fondamentale arteria, fondamentale poi spiego perché consentirà finalmente a questo signore che sta qui alla mia sinistra di poter fare finalmente una ordinanza che il traffico di attraversamento, soprattutto per i mezzi pesanti, non sarà possibile perché finalmente qualcuno
entrando da Levada potrà arrivare a Fossalta di Portogruaro con tutti gli svincoli. Qualcuno pensa di dire e la tangenziale, a Dio piacendo, per fine anno dovrebbe essere aperta. Questo porterà una diminuzione del traffico di attraversamento, secondo i dati del piano urbano del traffico, del 40% in meno, che è una bellissima percentuale, ma non risolverà completamente, perché, ripeto prima, il traffico è come l'acqua, segue sempre la strada più breve. Viale Pordenone oggi non è sicuramente in grado di poter assorbire questa roba, tanto è vero che con la terza corsia dell'autostrada i problemi poi si sommano. L'attuale cavalcavia dell'autostrada A4 non sarà più lì, sarà spostato un 100 metri, 150 metri più a est, quindi la configurazione generale cambierà per quell'asta. Quindi pensate, dalla rotatoria di San Nicolò, cavalca ferrovia di San Nicolò, si arriva alla rotatoria grande davanti alla botte, prima grande rotatoria, perché sopra ci sarà il viadotto che passa per chi deve andare verso Viale Udine e infine andare a Fossalta di Portogruaro, dove c'è la casa gialla del senatore Scarpa, no? Tanto per capire qual è la localizzazione. Poi, continuando ad andare avanti, avremo un nuovo sovrappasso sull'attuale autostrada per arrivare alla grande rotatoria di Gruaro. Diceva giustamente Battistone, se succede qualche cosa lungo sta strada, qualsiasi cosa succede, siamo imbottigliati. Allora, visto che ogni tanto chi sta qua pensa, abbiamo sottoscritto una convenzione con Regione del Veneto, la provincia di Venezia, perché ricordo che Viale Pordenone, a partire dal distributore davanti alla farmacia di San Nicolò, verso nord è strada provinciale 251, ex strada statale. Il comune non ha competenza lungo quella strada, ma il comune di Portogruaro si fa carico di tagliare l'erba, si fa carico di continuare a chiedere, perché abbiamo uno spirito di collaborazione con tutti. Regione Veneto, provincia di Venezia, il comune di Gruaro, il comune di Portogruaro, il consorzio di bonifica e Autovie Venete, che è l'ente gestore dell'autostrada e della costruenda terza corsia. Terza corsia di cui da circa un anno non si sa più niente perché tutto è fermo a San Donato. Che cosa si è pensato di fare? Che dalla grande rotatoria di Gruaro si è pensato, attraverso l'area industriale di Gruaro, passando a nord-ovest della SME e a ovest della Adriatico 2, di pensare ad una strada che, passando sotto l'attuale autostrada, e abbiamo già presentato l'osservazione in conferenza di servizi per la terza corsia, in maniera da poter arrivare alla rotatoria degli Alpini, che arriva fuori di Summaga. Questo è il disegno che c'è, Battistone. Per cui, ripeto, i problemi ci sono, gli ingressi alla città ci sono, abbiamo un disegno complessivo, saremo molto più avanti, soprattutto per i lavori di nostra competenza, perché il problema di via Friuli, di via Campania e di via Veneto, sono perfettamente d'accordo che ci siamo visti ancora del tempo, ma abbiamo
qualche cosa che ha da venire, ma chiedendo qualche cosa di preciso per costruire insieme. Purtroppo non c'è stata finora una volontà comune di poter risolvere questo tipo di problema, ma siamo consapevoli e coscienti che i problemi ci sono e rimangono. Adesso, anche sulla base di quanto ha detto il signor Sindaco, l'unica cosa da sperare è che ci diano la possibilità di poter spendere i soldi che abbiamo in casa. Il nuovo assessore ai lavori pubblici, che è il dottor Simonella, che è qua, che è più bravo sicuramente di me, se avremo queste possibilità, vedete che l'amministrazione comunale di Portogruaro tenterà di risolvere anche questi problemi che sono noti.